Io vi voglio fare vedere perché ci tengo molto a un progetto ambizioso che collegherà il lago di Garda a Mantova. Il racconto è della nostra Virginie Vassari insieme a Giuseppe De Masi. Guardiamolo subito. Fiume? Dà questo senso di tranquillità, senso di navigazione, tante emozioni dal fiume. Da molto tempo c'è chi accarezza un sogno, creare un percorso navigabile per le barche da turismo sul fiume Mincio, tra il più grande lago d'Italia, il lago di Garda, e la città nativa del grande poeta Virgilio, Mantova. Secondo me è una bella idea, così almeno porta il turismo in questa meravigliosa città. Abbiamo bisogno tutti di lavorare e spero che questa cosa avvenga presto. Ora questo sogno potrebbe diventare realtà grazie ai soldi messi a disposizione dall'Europa per la ripresa economica del nostro paese, quelli del Recovery Fund. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Finalmente è possibile collegare il lago di Garda attraverso il Mincio al canale artificiale Virgilio e quindi collegarsi a Mantova e al fiume Po e quindi arrivare al mare Adriatico. Questo è un progetto molto audace, però ci sono anche delle realtà da cautelare. Nel nostro lavoro dobbiamo pianificare e soprattutto tutelare tutto quello che c'è, quindi l'idropotabile, l'idroelettrico, l'agricoltura che è importantissima, ma questo progetto significa valorizzare tutto il territorio. Costo del progetto? 102 milioni di euro inseriti in Recovery Fund. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Questa idrovia, da perfezionare per il passaggio delle barche da diporto, sembrerebbe soddisfare in pieno i requisiti richiesti dall'Europa. Nuovi cantieri, quindi lavoro per le imprese, promozione del turismo e mobilità sostenibile. Ma non tutti sono d'accordo. Ci sono situazioni meramente tecniche che rendono irrealizzabile questa cosa. Dal canale ci sono pompe che tirano acqua, poi il canale, quando arrivano forti temporali, noi in pochissimo tempo lo dobbiamo svuotare per evitare che ci siano allagamenti, ma non solo dei campi, ma anche dei paesi. C'è anche produzione di energia elettrica. Oltretutto il canale siamo costretti a svuotarlo perché ci sono da fare manutenzioni. Ostacoli e contrasti tra le parti non mancano, ma esistono anche soluzioni. E se chi deciderà si lascerà guidare dalle parole di Virgilio, migliorare la vita attraverso l'arte e la scienza, presto questa bellezza assopita potrebbe aprire gli occhi. Già dal 1968 noi navighiamo da Mantova fino al Po, quindi mancherebbe proprio questo 50 chilometri percorso cosparso da ostacoli che finora hanno impedito di realizzare questo sogno. E descritto anche da Dante nel XX canto dell'Inferno, che ci fa una descrizione straordinaria del fiume Mincio da Peschiera del Garda fino al Po.